Gli over 50 che hanno perso il posto di lavoro e non riescono a reinserirsi, i giovani spesso laureati che nonostante studi e specializzazioni nel mondo del lavoro non riescono proprio ad entrare, e le donne sempre più spesso escluse dai processi produttivi soprattutto dopo la maternità. A questi lavoratori è indirizzato l'accordo siglato in provincia di Treviso per l'attivazione dei contratti di inserimento nei diversi settori dell'artigianato, un contratto vantaggioso per l'azienda che assume, consentendo maggior flessibilità del dipendente ma soprattutto sgravi fiscali. Per l'impresa c'è uno sgravio fiscale che è all'incirca di 8.000 euro, non è cosa da poco, con la possibilità di avere questi collaboratori per 9 mesi o 18 mesi e poi trasformare il contratto magari in contratto definitivo. Un contratto che inoltre garantisce la formazione del lavoratore in tutte e 16 le diverse tipologie di lavoro artigiano previste. La provincia si è fatta carico con i propri centri di formazione personale di fare un pacchetto formativo che possa andare bene a tutti questi 16 diversi tipi di contratti. L'accordo operativo è stato firmato da tutte e 3 le organizzazioni sindacali. La dimostrazione che quando le cose sono positive anche la CGIL fa la sua parte, e proprio questa mattina abbiamo ribadito che anche su altre questioni che noi non abbiamo condiviso è utile ripensarci per dare una prospettiva, per esempio anche agli studenti, di trovare lavoro, di farlo regolarmente e non in nero come spesso avviene.